non eravamo in condizione di attingere l'8 per 1000 perché ci sono alcune chiese in diocesi che sono in lista d'attesa. Per cui la diocesi ha detto affrontiamo la cosa e coinvolgiamo degli imprenditori locali tentando di battere cassa. È per quello che io sono in questo pellegrinaggio di visita a imprenditori presentando il progetto che è molto ben apprezzato. Facciamo questi lavori da tanto tempo, quindi sono doverosi e quindi bisogna anche portare pazienza. Anche i parrocchiani, certo che non possono utilizzare alcune strutture, i giovani non hanno potuto fare il Grest quest'anno qui nella parrocchia, ma comunque siamo consci del fatto che sono dei lavori che vanno fatti e che quindi c'è la pazienza e c'è anche la grande accortezza, disponibilità da parte della ditta che li sta così completando di essere molto discreti in questo. Di una soddisfazione grande perché dopo esserci adoperati perché arrivassero i contributi attraverso la Regione per restaurare questa parte importante dell'abbazia, adesso stiamo prendendo atto che i lavori stanno procedendo nel migliore dei modi e siamo arrivati al punto in cui stiamo osservando e stanno osservando il cronoprogramma come da progetto. Potete immaginare che il team di lavoro qui è enorme, qui parliamo di almeno 50 persone che dall'inizio ad oggi in qualche maniera stiamo collaborando e lavorando per un obiettivo. La cosa interessante, anche perché ce l'aspettavamo in qualche maniera, essendo una delle parti più storiche, più antiche dell'abbazia e quella anche che in realtà ha avuto anche più rivoluzioni e trasformazioni, ci aspettavamo di trovare alcuni elementi che ricordassero il passaggio del passato ed è questo è avvenuto, cioè abbiamo trovato delle finiture soprattutto parietali con decorazioni risalenti 1200-1300, ma adesso la sovrintendenza farà tutte le verifiche ulteriori del caso, che ci confermano, ci indicano quelle che sono state le macro evoluzioni dell'abbazia. È assolutamente un punto fondamentale per noi, vuol dire davvero essere dentro un percorso di buona volontà da un lato, di recupero, di valorizzazione, di restauro, dall'altro lato avere un punto fermo che va nell'ottica assolutamente della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, storici, architettonici, di un luogo altissimo di spiritualità, di un luogo di grande storia e tradizione del nostro territorio e al tempo stesso proiettato verso il futuro. Vuol dire l'accoglienza moderna, insomma, nell'ottica del turismo religioso. Questo lavoro che per noi è bello definire l'intervento delle emozioni. L'intervento delle emozioni perché tutte le nostre opere che abbiamo formato nel tempo, i miei collaboratori stretti, vivono in maniera molto intensa e molto attenta.